Ma sai cosa? È dura invecchiare. Sono Leonardo, 75 anni, e sto ancora pagando la casa che ho comprato 100 anni fa. È dura invecchiare. Sono andato in un negozio di antiquariato e non mi lasciavano andare. Poi ho provato una crema per le rughe, è finita in una passata. Ma perché? Sono loco, sono loco, sono loco, sono ufficialmente un vecchio bello addormentato, do consigli indesiderati a perfetti sconosciuti. Mi iscrivo a un sito di incontri per la gente della mia età, si chiama Incontri Perduri, proprio come me. Ho chiesto a una donna sul sito per il numero, mi ha detto è 140 su 95. Sono uscito di scuola 2 volte, la prima volta perché ero ubriaco, la seconda volta ero sobrio, ma la roba era dura. Sono stato arrestato una volta per guida in stato di ebbrezza, ma non solo ero ubriaco, ma avevo fumato anche hashish. E quando ho fatto il test ho inalato e ho cercato di passarlo alla polizia. Sono loco, sono loco, sono loco, sono ufficialmente un vecchio bello addormentato, do consigli indesiderati a perfetti sconosciuti. Mi iscrivo a un sito di incontri per la gente della mia età, si chiama Incontri Perduri, proprio come me. Ho chiesto a una donna sul sito per il numero, mi ha detto è 140 su 95. Allora sono stato arrestato e mi sono dichiarato colpevole per fare i servizi di comunità, così ho lasciato la mia comunità. Ero solito fumare sigarette, ero un fumatore accanito, fumavo anche quando andavo a correre, il che è stupido ovviamente, così ho smesso di correre. Mi piaceva fumare sigarette, fumavo dopo il sesso, fumavo durante il sesso, a volte saltavo il sesso e fumavo solo sigarette. Spero ora sai com'è il viaggio, passeggero.